È ritornato Baldini, per cui siamo forti anche come staff, ci eravamo indeboliti. È partito Calzona perché ha avuto un'offerta giustamente che l'ha costretto a dover provare, perché è giusto che un collaboratore abbia l'ambizione di andare a fare il primo, di andare a fare il mister. Io non voglio collaboratori che mi dicano sempre sì e che accettino poi di essere un passo indietro a quella che è la mia posizione o il mio ruolo con gli allenatori. Ho una vecchia conoscenza l'allenatore giovane, come conoscenza è vecchia perché ha giocato nelle giovanili del Napoli, Salvatore Russo, ha fatto anche una panchina con Maradona in campo nel Napoli, è stato il mio capitano quando io ero l'allenatore dell'Ancona. Sulle fasce avevo Montervino e Russo, persone che conoscete bene, ragazzi splendidi, e di conseguenza gli si dà l'opportunità per far vedere tutto il loro valore. Ringraziamo Calzona per il contributo dato, perché già lo conoscevate, però ha fatto veramente il lavoro che doveva fare, dandoci le sue conoscenze e le sue qualità. È di Salerno, per cui Sasà Russo è di qui vicino, è entusiasta di fare poi questo ingresso nello staff del Napoli Calcio.